Tra le mura della più antica sede dell'Università di Padova va ora in onda l'apertura ufficiale dell'anno accademico. A Padova si sono istruite generazioni di giovani. Gli antichi stemmi dei rettori e dei loro consiglieri raccontano di una comunità universitaria cosmopolita e libera fin dal 1222. Studentesse, studenti, docenti provenivano in passato da ogni parte d'Europa e oggi da tutto il mondo, scegliendo l'Ateneo di Padova, che da quasi 800 anni è garanzia di libertà di studio e di ricerca. La scala che porta in rettorato è dominata dall'affresco L'umanità e la cultura, mentre la sapienza e le discipline sovrastano l'aula magna. In quest'aula gremita di studenti, Galileo Galilei tenne le sue lezioni durante i 18 anni trascorsi all'Università di Padova e tra centinaia di colleghe e colleghi il rettore ogni anno inaugura l'anno accademico. Oggi l'anno accademico sarà aperto rinunciando alla cerimonia, rinunciando al luogo e ai modi tradizionali, ma senza rinunciare a sentirsi uniti, anche se solo virtualmente, nella comunità accademica. In collegamento da Palazzo Madama, il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buon pomeriggio a tutti. Saluto il Rettore Rosario Rizzuto, le autorità, i relatori, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti dell'Ateneo di Padova. Un saluto che desidero estendere a tutti coloro che stanno seguendo in streaming la cerimonia di apertura dell'anno accademico di questa prestigiosa università, la nostra università. Condividere con tutti voi questo solenne momento è veramente una bella emozione. I provvedimenti adottati dal governo per contrastare l'epidemia da coronavirus e garantire il pieno funzionamento del nostro sistema sanitario stanno richiedendo importanti sacrifici ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, alle nostre realtà economiche. Le scuole, le università, i musei, i teatri e ogni altro luogo di cultura sono stati chiusi al pubblico. Forte richiamo al senso civico e alla responsabilità di tutti nell'interesse del prossimo, di chi è più debole e della collettività. Ma proprio in questo contesto è necessario dare ai cittadini forti segnali di continuità, di speranza, di fiducia, come lo è la decisione, che ho molto apprezzato, di celebrare comunque l'avvio di questo anno accademico, perché significa ricordare con forza che il sapere, la scienza, la conoscenza non si possono e non si devono fermare mai. Anzi, è proprio in momenti di emergenza come questi che i nostri atenei dimostrano di essere un incredibile bacino di competenze, di intelligenze, di risorse a cui poterci affidare. Penso allo sviluppo delle piattaforme digitali di comunicazione che ci permettono oggi di vivere questa preziosa cerimonia in sicurezza, pur mantenendone inalterata la rituale solennità. Tecnologie fondamentali per consentire lo svolgimento delle lezioni, degli esami e delle sessioni di laurea attraverso i canali telematici, non solo per l'intera durata dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto come forma ordinaria e generalizzata di insegnamento e di apprendimento. Un settore in cui l'Università di Padova ha investito risorse importanti e nel quale ha ottenuto risultati altrettanto rilevanti, grazie proprio alla capacità innovativa che da sempre rende questo Ateneo un punto di riferimento e di eccellenza per il mondo accademico. Anche in queste drammatiche circostanze, lo studio svolto sulla comunità di Vouganeo dall'Università
in collaborazione con la Regione Veneto e la Croce Rossa, si è rivelata determinante per fornire alla scienza e anche alle autorità strumenti preziosi per il controllo dell'emergenza Covid-19. Una ricerca che per innovatività e originalità di intuizione è destinata ad avere implicazioni ed applicazioni di straordinaria importanza anche a livello internazionale. Un contributo che ci consente ancora una volta di sperimentare come dalla scienza e dalla ricerca possano trarre le energie e le risorse per resistere oggi e per ripartire domani, con ancora più forza, con ancora maggiore determinazione. Resistere, vincere, ripartire, questa è la sfida a cui siamo chiamati oggi, tutti insieme, senza distinzione, ciascuno nel proprio ambito, ciascuno con le proprie competenze, con le proprie risorse, con le proprie responsabilità. Capaci come siamo noi italiani di affrontare, di superare con coraggio ogni difficoltà, anche la più drammatica, il coraggio dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, dei ricercatori, dei volontari, delle forze dell'ordine che in questa settimana stanno dando una dimostrazione straordinaria di impegno, di professionalità, di competenza, di amore per il prossimo e capacità di sacrificio. Esempi di eroicità quotidiana a cui rivolgo la mia profonda gratitudine. Soprattutto il coraggio di non perdere mai la voglia di sperimentare, la voglia di scoprire, il coraggio di non fermarsi mai di fronte alle difficoltà, anzi di trarre da esse un'opportunità per crescere e migliorarsi. Il coraggio di Galileo Galilei, il coraggio dei 40 illustri studenti ritratti in questa sala, che sono il vanto della Patavina Libertas. Questo è lo spirito con cui sono convinta deve essere aperto l'anno accademico dell'Università di Padova. Questo il messaggio che ogni ateneo, con il contributo e il sostegno delle istituzioni, ha l'opportunità di consegnare ai propri studenti. Lo studio, l'apprendimento, la ricerca, la conoscenza e la consapevolezza sono il miglior vaccino per vincere ogni emergenza e per guardare avanti con nuova speranza e nuova fiducia. Viva l'Università di Padova! Viva le università, viva la ricerca e un grazie a tutti voi. Dalla Sala dei 40 a Palazzo Bo, il magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto. Autorità, colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico ed amministrativo, studentesse e studenti, cittadine e cittadini. In un momento così difficile per il nostro Paese, il 798° anno accademico dell'Università di Padova non si apre con la tradizionale cerimonia nella nostra aula magna gremita della comunità accademica e dei graditi ospiti, ma per via telematica, cioè con le stesse modalità che il nostro Ateneo ha adottato ormai da qualche settimana per svolgere le attività didattiche. È quindi un evento senza celebrazione d'abiti accademici, che vuole tuttavia ribadire la nostra identità di luogo di formazione e di scienza, che non ha mai interrotto le proprie attività neppure nei periodi più bui della storia italiana ed europea. Oggi vogliamo testimoniare anche noi che l'Italia resiste e affronta unita un'emergenza sanitaria senza precedenti nel recente passato, sopportando i pesanti costi personali, sociali ed economici delle misure necessarie a contenere la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2. L'Aula Magna vuota ci ricorda il sacrificio pesante, ancorché temporaneo, di dover rinunciare all'essenza stessa della vita universitaria, l'incontro di docenti e studenti,
che è stato il cuore pulsante del nostro Ateneo, fin da quando, quasi 800 anni fa, i primi studenti e docenti provenienti dall'Alma Mater bolognese trovarono a Padova un luogo libero ed accogliente, in cui condividere studio ed apprendimento. Utilizziamo quindi le tecnologie digitali, che in questo momento sono l'unico strumento fruibile per comunicare, insegnare ed imparare. Ma non rinunciamo all'idea dell'università come luogo di incontro di persone, unite dal comune desiderio di conoscenza e crescita culturale e professionale. E qui nella Sala dei 40, a fianco dell'Aula Magna vuota, la Cattedra di Galileo ci ricorda il ruolo insostituibile della scienza in quell'avanzamento di conoscenze capace di rispondere ai nuovi problemi, sempre più a scala globale, che la società si trova ad affrontare, talora come in questa emergenza sanitaria con drammatica urgenza. Non c'è tutela della salute di cittadine e cittadini se non su base scientifica, attraverso cioè la verifica rigorosa di dati ed ipotesi, applicando cioè quel metodo sperimentale che dal nostro illustre studioso ha preso il nome. E alla medicina, le cui nozioni consolidate nel recente passato sono state messe in dubbio da suggestioni pseudoscientifiche, affidiamo la speranza di uscire presto dall'emergenza sanitaria dell'infezione da coronavirus. Attorno alla Cattedra di Galileo, l'effigie dei 40 studiosi stranieri sono l'emblema della vocazione internazionale del nostro Ateneo, che trova conferma nelle migliaia di collaborazioni scientifiche, nei quasi 2000 studenti e studentesse internazionali iscritti ai nostri corsi di laurea e nei 1800 studenti del nostro Ateneo, ed altrettanti dall'estero, che partecipano ai programmi di mobilità internazionale. A questo proposito non posso non esprimere preoccupazione per le restrizioni imposte da diversi paesi a quello scambio di giovani idee che contraddistingue e fa crescere l'Europa contemporanea. Auspichiamo quindi che l'autorità di governo trovi su questo un'intesa efficace con i Paesi partner per salvaguardare la mobilità studentesca nel rispetto della legittima volontà di tutelare la salute di cittadine e cittadini. Nell'emergenza sanitaria la nostra università è in prima linea. Lo è con l'impegno professionale strenuo del personale medico e sanitario, di professori, ricercatori, dottorandi, specializzanti, tirocinanti, infermieri e tecnici, dimostrando anche in questa occasione il grande contributo della medicina accademica alla tutela della salute di cittadine e cittadini. E per ribadire la gratitudine che il Senato accademico ha espresso martedì scorso alla nostra scuola medica, per far sentire l'università intera sempre al loro fianco in questi giorni durissimi, ho chiesto a Giulia Bidese, specializzanda in medicina di emergenza e urgenza, e Beatrice Albanese, studentessa tirocinante di infermieristica, che rappresentano oggi tanti giovani per cui la formazione universitaria è diventata una dura e coraggiosa battaglia sul campo, di essere qui con me ad aprire l'anno accademico. Portate anche voi, cara Giulia e cara Beatrice, la nostra stima, solidarietà e ringraziamento a chi oggi nelle corsie di ospedale, a qualunque titolo, è impegnato senza requie e con ogni sforzo ad assistere chi è stato colpito dalla malattia Covid-19. Voglio anche ricordare che la scuola medica non è solo impegnata nell'assistenza quotidiana ai malati, ma conduce la ricerca medica, l'unica strada per comprendere un'epidemia virale nuova, la sua diffusione e l'efficacia delle strategie di contenimento, e partecipare con la comunità scientifica internazionale allo sviluppo di efficaci terapie. Ricordo come, con il supporto della Regione Veneto, la nostra scuola medica ha condotto il primo e finora unico monitoraggio con esami virologici ripetuti di un'intera area di crisi, il comune di Vo Euganeo, dimostrando incontrovertibilmente l'efficacia del distanziamento sociale nel contenimento dell'infezione. Ma nell'affrontare l'emergenza di queste ultime settimane, l'Ateneo, con 60.000 studenti e studentesse e più di 200 corsi di laurea, è stato in prima linea anche per la capacità di trasferire lezioni, esami e lauree
su piattaforme telematiche quando l'autorità di governo, per ridurre il rischio di contagio, ha decretato, prima per le zone più colpite e poi per l'intero territorio nazionale, la sospensione di tutta l'attività didattica in presenza. È stata una grande sfida, resa possibile dagli investimenti in tecnologie didattiche innovative che l'Ateneo aveva fatto e superata grazie all'adesione generosa e convinta di tutta la comunità accademica. In una settimana, in tutti i dipartimenti dell'Ateneo, l'attività didattica è ripresa a pieno regime per rispettare tutte le scadenze del percorso accademico dei nostri studenti. 100 sedute di laurea, 750 sessioni di esami sostenuti da più di 7.000 studenti, 140.000 ore di lezione effettivamente fruite ogni giorno, ossia in media 3-4 ore da 40.000 studenti. È un risultato formidabile. Grazie a tutti, all'impegno profuso dai docenti di tutti i corsi di laurea e al sostegno straordinario dei tecnici informatici e del personale tutto. Siamo un grande Ateneo. Ma se il pensiero e il cuore sono oggi rivolti all'emergenza sanitaria, vogliamo ricordare in un'esposizione che sarà più sintetica che nelle inaugurazioni tradizionali le attività e i risultati lusinghieri dell'Ateneo nell'anno trascorso. Voglio innanzitutto dare il benvenuto nella nostra comunità accademica ai 204 ricercatori, ai 50 professori e ai 238 tecnici ed amministrativi assunti dall'Ateneo nel 2019. Sono il segno di un'università aperta che cresce investendo coraggiosamente nel reclutamento, insieme alla valorizzazione e alla progressione di carriere di colleghe e colleghi in servizio. È stato un anno ricco di risultati e riconoscimenti. Ricordo la relazione conclusiva della visita delle commissioni esperte di valutazione dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, l'ANVUR. Siamo l'unico grande Ateneo Gymnasium Omnium Disciplinarum a ricevere il voto A nell'accreditamento ministeriale dei processi di assicurazione di qualità. Questo è il frutto delle capacità, dell'impegno e della passione di migliaia di colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico ed amministrativo e del corpo studentesco, che della nostra comunità è parte attiva e propositiva. Ricordo i 13 dipartimenti di eccellenza vincitori del bando ministeriale, con un'assegnazione complessiva all'Ateneo di oltre 100 milioni di euro. Ricordo i 16 vincitori delle borse Marie Sklodowska-Curie, che hanno deciso di svolgere la loro ricerca nel nostro Ateneo. Ricordo, ed è questo il risultato che ci riempie maggiormente di orgoglio, le 19.600 matricole, quasi 1.500 in più dell'anno scorso, che hanno scelto il nostro Ateneo. 60.000 giovani che nelle nostre aule, nei nostri laboratori, nelle nostre biblioteche costruiscono il loro futuro. Sono una grande responsabilità e una grande soddisfazione per un Ateneo pubblico, al servizio della propria comunità. Per svolgere efficacemente questo ruolo dobbiamo continuare ad impegnarci nella scienza, promuovendo la ricerca in tutti gli ambiti del sapere e impegnarci nell'innovazione dei contenuti e delle forme dell'insegnamento. Cospicuo è stato quindi anche quest'anno il finanziamento della ricerca scientifica su fondi di Ateneo. 13 milioni di euro per il BIRD, il budget integrato della ricerca dipartimentale, con il quale i dipartimenti attuano un programma di sviluppo coerente, avendo come unico vincolo di mantenere quell'ampiezza tematica che è la grande forza della ricerca accademica. È un obiettivo strategico dell'Ateneo non solo coltivare la ricchezza disciplinare, ma anche promuovere la ricerca fondamentale, la ricerca che ha il coraggio di affrontare aree inesplorate, argomenti teorici o apparentemente di nicchia, ma che in realtà è il motore dell'innovazione profonda e del progresso culturale e tecnologico, quello che arriva poi a cambiare radicalmente la nostra società. Abbiamo incrementato l'investimento sul dottorato di ricerca, aumentando di 10 borse la dotazione su fondi di Ateneo, da 225 a 235. Abbiamo ribandito i progetti di lancio STARS nei segmenti della European Research Council, Starting e Consolidator. E abbiamo finanziato con 7 milioni e mezzo un programma World Class Infrastructures per dotare l'Ateneo di strumentazioni innovative di alto costo, che per molte ricerche di avanguardia sono spesso requisito indispensabile. Grande è stato lo sforzo per innovare contenuti e modalità della nostra offerta formativa.
Abbiamo rinnovato l'investimento nella modernizzazione degli strumenti didattici, il progetto Aule Smart per l'adeguamento infrastrutturale delle aule, il progetto Teaching for Learning di aggiornamento didattico per i docenti, apprezzato come buona pratica dalle commissioni dell'ANVUR, e il progetto pilota Taliercio 2020 della Scuola di Ingegneria per la infrastrutturazione degli ambienti e la dotazione di un computer a tutti gli studenti di 4 corsi, in modo che ogni aula di lezione diventi un'aula informatica nella quale sperimentare le nuove tecnologie didattiche. Ma l'innovazione non si ferma agli strumenti. Un grande progetto didattico è stato lanciato per rivedere obiettivi e contenuti dei corsi di laurea, in modo da rispondere con efficacia alle necessità formative di una società in rapida evoluzione. Disegnare il futuro non è solo sviluppare il sapere scientifico, ma anche costruire i profili professionali dei cittadini e delle cittadine di domani. Si rinnovano i corsi di laurea, ne nascono di nuovi a vocazione interdisciplinare. Dall'anno prossimo saranno attivi in Ateneo 7 nuovi corsi, di cui 3 in lingua inglese, favorendo così quella crescita della popolazione studentesca internazionale evidente nel nostro Ateneo. Il 4% del totale delle matricole di quest'anno, il 9% nelle lauree magistrali, con punte superiori al 20% nelle scuole di agraria e veterinaria ed economia e scienze politiche. Sono numeri che denotano quella attrattività verso studentesse e studenti di tutte le aree del mondo, fondamentale per dare vivacità e ricchezza culturale al nostro campus. Cresce l'accesso all'università, mantenendo alta la qualità della formazione dei servizi, le aule, il rapporto con i docenti, i laboratori, le biblioteche e le aule studio. Ad oggi lo facciamo utilizzando al massimo le nostre strutture didattiche, con una pianificazione attenta della localizzazione delle attività, ma per migliorare il numero e qualità delle nostre strutture didattiche, per razionalizzarne la distribuzione in poli omogenei del sapere, rafforzando il concetto di campus diffuso che contraddistingue la nostra città e la nostra università. Infine, per rendere ancora più visibile la presenza dell'università con luoghi belli e identitari, abbiamo sviluppato un grande piano edilizio che ridisegna la geografia del nostro Ateneo e rigenera e rivitalizza edifici e aree della città attualmente privi di attività. Il primo di questi interventi è oggi sotto gli occhi di tutti, nella sua bellezza e vivacità, il complesso umanistico di Via Beato Pellegrino, negli edifici un tempo adibiti a ospedale geriatrico. È una splendida ristrutturazione che ci ha dato aule moderne e funzionali e spazi di studio e di ricerca, compresa una biblioteca di oltre 14 chilometri lineari di scaffali. Ma è anche uno spazio aperto alla città, restituito alla fruizione pubblica. È ormai in fase esecutiva il progetto Piave Futura, la rigenerazione dell'ex caserma Piave che, cessata la funzione militare, riprende vita e diventa un nuovo campus cittadino del sapere. Di questo progetto affascinante, che rispetta e valorizza un luogo storico, non rinunciando a un delicato ed elegante intervento moderno, parlerà tra poco l'architetto David Chipperfield. Procede il progetto Ingegneria in Fiera, che permette non solo di aprire nuovi spazi didattici per una scuola in rapida crescita, ma anche di anticipare sempre più il momento dell'incontro dei giovani in formazione con il tessuto economico. Non più solo, quindi, gli stage e i tirocini di 3.500 studenti che ogni anno entrano in un'azienda o in un ente nazionale o internazionale, ma adesso anche uno spazio comune, dove avvengono e danno frutti l'incontro, lo scambio di esperienze e le interazioni non programmate. Infine, l'Ateneo cresce e migliora la capacità didattica e di ricerca attraverso numerosi altri interventi edilizi, in un piano complessivo che supera i 200 milioni di euro. Tra questi ricordo le ristrutturazioni del campus di Legnaro e del complesso Vallisneri, l'auditorium di psicologia, il nuovo edificio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e lo stabulario per piccoli animali di Via Horus. L'anno appena trascorso ha visto l'Ateneo dedicarsi sempre più convintamente alla terza missione, anche grazie alla messa a punto dei piani con i quali i dipartimenti hanno definito per la prima volta, mettendole a sistema, le attività universitarie rivolte al tessuto economico, culturale e sociale del territorio. È cresciuta l'attività della società veicolo di trasferimento tecnologico, Unismart, da quest'anno Fondazione Universitaria, che ha licenziato brevetti per un valore di
2,5 milioni di euro e ottenuto per i dipartimenti universitari finanziamenti per un valore di 4,5 milioni. Questa attività si somma alle numerose collaborazioni dirette dei dipartimenti con le imprese, che hanno generato contratti di ricerca industriale e hanno sostenuto l'innovazione tecnologica nel mondo economico, anche attraverso la presenza in azienda di migliaia di giovani in formazione. La terza missione comprende lo straordinario impegno dell'area medica a tutela della salute di cittadine e cittadini, con cui abbiamo aperto questa relazione e a cui abbiamo dedicato il primo Festival della Salute globale lo scorso aprile, oltre che la protezione della natura del nostro splendido territorio e la salute degli animali. Ed è terza missione il public engagement, l'impegno sociale sempre più visibile dentro e fuori l'Ateneo, a favore dell'inclusione, del benessere psicofisico e della parità di genere, promossa con la spinta innovativa del neonato centro di Ateneo intitolato Elena Cornaro. È terza missione la diffusione della cultura, dal sapere umanistico alla divulgazione scientifica, un impegno che ogni anno cresce con il programma di Universa, delle Padua Nobel Lectures, del Festival Risvegli in Orto Botanico, della pubblicazione di libri per adulti e per i più giovani, e vede coinvolti centinaia di colleghe e colleghi e decine di migliaia di ospiti, tra cui bambini e bambine della Kids University. Concludo con un grande progetto che ha unito tutte le aree disciplinari del nostro Ateneo: la stesura e l'implementazione della Carta degli impegni di sostenibilità. Anche in questo caso parliamo di impatto delle nostre attività, ma è l'impatto negativo, che mette a rischio il benessere della nostra società e del suo ambiente e le opportunità per chi verrà dopo di noi. La nostra Carta degli impegni unisce sostenibilità ambientale e sociale, declinata come impegno per una società paritaria, equa ed inclusiva, come indicato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e si fonda su analisi rigorose. Ricordo ad esempio l'analisi carbonica completa del nostro Ateneo, ossia la produzione diretta e indiretta di CO2 legata al nostro lavoro, che non solo identifica le attività più energivore, ma mostra anche che la mobilità della comunità studentesca e del personale è responsabile di più del 50% della produzione di CO2 dipendente dall'università. Sulla base di queste analisi, l'Ateneo ha operato scelte chiare e quantificabili. L'acquisto di energia prodotta solo da fonti rinnovabili ha ridotto in un anno di 19.500 tonnellate le emissioni di CO2. La sostituzione di tutti i distributori di bevande imbottigliate con erogatori di acqua ha ridotto di 350.000 unità il rilascio di bottiglie di plastica nell'ambiente. Il progetto Night Bus, deciso e finanziato insieme al Comune di Padova, ha promosso una mobilità più sostenibile con i mezzi pubblici, che auspichiamo possa estendersi ora ai grandi flussi nelle ore lavorative e di lezione. Ricerca scientifica ed alta formazione, legame forte con la propria terra ed apertura internazionale contraddistinguono da 8 secoli il nostro Ateneo. E guardando a questa storia, al successo di oggi e dal IX secolo ormai alle porte, dichiaro aperto il 798° anno accademico dell'Università di Padova. Dalla sede amministrativa di Palazzo Storione, il direttore generale dell'Università di Padova, Alberto Scuttari. Magnifico rettore, autorità, carissime e carissimi colleghi docenti e del personale tecnico e amministrativo, studentesse e studenti. Oggi scegliamo di inaugurare il 798° anno accademico, pur se in un momento difficile. Mi unisco pertanto a te, caro rettore, nel ringraziare tutta la comunità accademica. Inizio dal personale che in questi giorni sta garantendo i servizi di portineria, di pulizia, di manutenzione, il call center, sia esso dipendente dell'Ateneo o delle ditte affidatarie dei servizi. Grazie. Proseguo con tutti coloro che sono presenti per il coordinamento dei servizi indispensabili e indifferibili, quali la didattica online, la funzionalità di base degli edifici, gli esperimenti non interrompibili, l'accudimento di animali, piante e culture biologiche, lo smaltimento dei rifiuti speciali, la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature, l'infrastruttura informatica e il sito web,
le attività di sicurezza e manutenzione, l'acquisto di beni e servizi, la logistica, la gestione del personale e la segreteria degli organi. E tutti coloro che fino allo scorso 11 marzo hanno garantito, secondo le istruzioni ricevute, l'apertura regolamentata dei servizi al pubblico. Grazie. Ma oltre l'80% dei nostri 2.300 colleghi tecnici e amministrativi in questo momento è a casa. La grande maggioranza di essi svolge il lavoro agile, con obiettivi di risultato e senza vincoli precisi di orario. Grazie per la grande disponibilità e flessibilità dimostrata. Il vostro contributo rende possibile assicurare, pur con alcune limitazioni, i servizi interni e il tempestivo pagamento dei fornitori. Ringrazio tutti i docenti e gli studenti per il loro impegno creativo, che ha permesso di riconfigurare le attività didattiche, cosicché oggi Padova è un riferimento nazionale per il numero dei corsi e degli esami online. Infine, rivolgo un ringraziamento particolare e accorato a tutti i docenti, specializzandi, tirocinanti e al personale dell'area medica, perché garantiscono il livello dei servizi sanitari. Grazie, siete un esempio per tutti noi. Comprendo il sentimento di ansia e incertezza creato dal rincorrersi degli eventi. Più di una volta l'Ateneo ha dovuto ricalibrare le decisioni già assunte e modificare la configurazione dei servizi a causa del repentino evolversi delle ordinanze. Abbiamo fatto tutto il possibile per declinare concretamente queste disposizioni in modo corretto e tempestivo. Una task force lavora a questo fine giorno e notte, da quasi un mese. Occorre ora agire con competenza, equilibrio e responsabilità, facendo leva sull'unità, la fiducia e il senso di appartenenza all'Ateneo. Per questo dobbiamo anche essere consapevoli dell'enorme lavoro di miglioramento infrastrutturale, tecnologico e organizzativo fin qui svolto, che ci ha consentito di gestire la crisi senza interrompere i servizi rilevanti. Mi riferisco alla digitalizzazione delle procedure, all'accessibilità e standardizzazione dell'infrastruttura informatica, alla riorganizzazione dei servizi in amministrazione centrale, nei dipartimenti, nel sistema bibliotecario, nei poli multifunzionali, che ha definito più chiaramente processi e responsabilità. Tutto questo ci permette oggi di erogare con più facilità i corsi online, di essere veloci nella transizione al lavoro a distanza, di comunicare meglio e più in fretta, di essere più flessibili e di ridurre gli sprechi. Per evidenziare questo impegno mi soffermo sul risultato delle rilevazioni sulla qualità dei servizi che il nostro Ateneo misura ogni anno. Si tratta di risposte fornite da docenti, personale e studenti che permettono anche il confronto con rilevazioni simili effettuate in altri 37 Atenei italiani. La soddisfazione media dei servizi amministrativi e tecnici dell'Università di Padova è cresciuta costantemente dall'anno 2015 all'anno 2019, nonostante il blocco del turnover e le regole di contenimento della spesa. Il nostro trend di miglioramento è il più sostenuto del campione ed è ancora più marcato nelle risposte date dal personale tecnico e amministrativo, anche se il livello di soddisfazione assoluto di questa categoria, pur cresciuto molto, soprattutto negli ultimi 2 anni, rimane ancora un po' inferiore a quello espresso dai docenti. Questi risultati ci indicano che la strada di modernizzazione intrapresa è quella giusta. Lo vediamo concretamente anche in questi giorni, in cui il sistema viene messo profondamente alla prova ed emergono con chiarezza anche i limiti attuali e le azioni che occorre ancora programmare per il futuro. Dobbiamo continuare ad agire sull'integrazione dei sistemi, l'infrastruttura logistica, la semplificazione,
gli strumenti di incentivazione, la consistenza e la competenza del personale, l'approccio orientato alla risoluzione del problema. Quando supereremo questa emergenza, dovremo guardare avanti e non indietro. Lavorare intensamente insieme, consci della nostra responsabilità sociale e sapendo innovare nei metodi e nelle soluzioni. Un cordiale saluto a tutte e a tutti. In collegamento dalla propria abitazione, il presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Padova, Alberto Rosada. Care studentesse, cari studenti, magnifico rettore, autorità, cara comunità dell'Università di Padova. Con un certo rammarico devo rivolgervi questo saluto restando a casa, dal momento che non c'è possibile condividere questa inaugurazione negli spazi della nostra università. Permettetemi di cominciare richiamando l'attenzione su una parola, temuta ma densa di significato, e cioè crisi. A tutti noi universitari può accadere di attraversare un momento critico per un esame andato male o per il dubbio di non aver scelto il percorso giusto. Oggi, però, è l'intera nostra comunità ad essere in crisi. È ormai da qualche mese che, come molte colleghe e colleghi, non entro negli edifici dell'università e come loro ho nostalgia di Piazza dei Signori, del portello, del mio dipartimento. La primavera sta per arrivare, ma Padova non è la stessa città piena di vita. Ci è stato chiesto di fare un sacrificio per contenere il contagio e tutti, con grande responsabilità, abbiamo scelto di farlo. Nessuno immaginava di dover accettare consensualmente delle restrizioni alla propria libertà per fronteggiare un nemico del genere. Tanto meno se lo aspettava la mia generazione, in prima linea nella lotta verso altri nemici. Il 2020, del resto, non è cominciato in serenità. Nel Mar Egeo, in silenzio, si sta consumando un'altra crisi, quella di decine di migliaia di esseri umani inermi, abbandonati ai confini dell'Unione Europea, istituzione che non riesce o non vuole trovare una soluzione che garantisca il rispetto dei diritti umani. In questi 2 mesi e mezzo sono già 174 i migranti morti alle porte dell'Europa. La crisi climatica, poi, sembra inarrestabile. Abbiamo vissuto il gennaio più caldo di sempre e la temperatura in Antartide ha raggiunto picchi di oltre 20 gradi. L'emergenza sanitaria globale attualmente in corso, però, ci destabilizza particolarmente, forse perché è causata da un agente invisibile, diversamente dalla crisi ambientale, dalla crisi migratoria, le quali hanno dei responsabili ben precisi. Per la prima volta ci rendiamo conto di essere tutti ugualmente vulnerabili. L'intero paese sta cercando di adattarsi alla situazione ed è giusto che in questa fase ci si concentri sul far fronte all'emergenza. Ritengo altrettanto giusto, però, cominciare a riflettere su quello che ci aspetterà domani, perché credo anch'io che andrà tutto bene, ma solo se si farà attenzione a quello che la pandemia ci sta insegnando. Sembra una beffa, ad esempio, che si sia festeggiata con entusiasmo l'assunzione a tempo indeterminato di Francesca Colavita, una delle ricercatrici precarie che lavorano alla Spallanzani e che hanno isolato il virus. L'Italia è un paese che negli anni ha scelto di tagliare su ricerca e formazione e avallare e incentivare il precariato. È facile celebrare i ricercatori solo quando ci sono grandi risultati e poi dimenticarli ad ogni legge di bilancio. Inoltre, tantissime colleghe e colleghi delle professioni sanitarie hanno continuato a svolgere il proprio tirocinio fino ai giorni scorsi e lo hanno fatto con abnegazione. Come spesso accade nel nostro paese, hanno lavorato molto, senza retribuzione, anche per coprire le mancanze del sistema sanitario nazionale. Rivolgo a proposito un sentito ringraziamento ai medici e al personale sanitario tutto per il lavoro in prima linea. Ma è doveroso constatare che la nostra sanità aveva subito duri colpi e che adesso è sotto stress.
decenni di privatizzazioni, restrizioni degli accessi e imbuti formativi hanno aggravato un'emergenza che, però, ci ha fatto riscoprire come l'accesso ad una sanità pubblica e universale sia un diritto a cui non dovremmo mai rinunciare. Se questa situazione ci può insegnare qualcosa, è che tagliare sulla spesa sociale è stato un errore. Il messaggio è quindi chiaro: una crisi socio-economica ci sarà, ma può essere risolta se si riparte dal sociale, dalla sanità e dalla ricerca. Bisogna raddoppiare i finanziamenti all'università, normalizzare i precari, ampliare le assunzioni, superare la programmazione degli accessi, potenziare il sistema sanitario e superare l'imbuto formativo. Solo se si parte da qui, il nostro paese e la nostra generazione potranno avere un futuro di consapevolezza, conoscenza e benessere. In questo momento molte studentesse e studenti, assunti con contratti precari, spesso limiti allo sfruttamento, sono fermi e non riceveranno lo stipendio. Per tutti coloro che si pagano l'università lavorando e per le famiglie meno abbienti colpite dalla crisi, chiedo al Ministero dell'Università e della Ricerca che siano previste misure di aiuto. Per quanto riguarda la sfida della didattica via web, mi auguro che si colga l'occasione, una volta tornati alla normalità, per riflettere insieme su una didattica aggiornata e più inclusiva. Se la gran parte di noi potrà tornare fisicamente nelle aule, lo stesso non vale per alcuni studenti con disabilità che attraversano periodi di malattie o lavorano. Ricordiamoci di loro, costruiamo un'università veramente senza barriere, che lo sia sempre e per tutti. Prima di concludere, consentitemi di rivolgere un ringraziamento al personale tecnico-amministrativo che ha lavorato in ufficio fino alla scorsa settimana e che non ha fatto mancare il suo supporto in questo momento difficile. Consentitemi anche di ricordare Giulio Regeni. È la quarta volta che noi studenti pronunciamo il suo nome in questa occasione e lo facciamo perché manca ancora la verità sulla sua morte. Quest'anno lo ricordiamo con più apprensione, pensando alla sorte dei ricercatori dell'Università di Bologna, Patrick Zaki, ingiustamente in carcere in Egitto dal 7 febbraio. La ricerca non ha bisogno di altri martiri. Concludo quindi con un appello alle mie colleghe e ai miei colleghi. In queste settimane stiamo riscoprendo un'altra scansione del tempo, meno frenetica e cadenzata. Stiamo riscoprendo il piacere di fermarci a pensare a cosa ci piace fare, a chi ci piace essere, alle relazioni di cui vogliamo prenderci cura e di cui ci stiamo prendendo cura, anche se a distanza. Soprattutto, però, stiamo scoprendo che l'eredità che raccogliamo dalle generazioni precedenti è ancora più gravosa, ora che tocca a noi infondere nella società civile coraggio ed energie per ricostruire un tessuto sociale che uscirà profondamente colpito dall'emergenza. Andrà tutto bene, ma solo se noi, per primi, agiamo affinché vada tutto bene. La lezione inaugurale del 798° anno accademico dell'Università di Padova è affidata alla direttrice del Dipartimento di Ingegneria Industriale e docente di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione, Stefania Bruschi. Magnifico rettore, colleghe e colleghi dell'Università di Padova, personale dell'Ateneo, studentesse e studenti, cittadini tutti, è un vero onore essere qui oggi all'inaugurazione dell'anno accademico e ringrazio il magnifico rettore per questa opportunità. In questo momento veramente difficile, non solo per l'Italia ma per il mondo intero, in cui l'emergenza sanitaria è sicuramente al primo piano, ma anche quella economica lo è. Vorrei fare con voi qualche considerazione riguardo Industria 4.0, che tanto si è sentito nominare sui media e si legge sulla carta stampata. Ogni volta si cita un'opportunità di crescita industriale declinata in termini di innovazione. Cos'è Industria 4.0? È un termine che è stato introdotto per la prima volta durante la fiera di Hannover, in Germania, nel 2011 e si è poi concretizzato in progetti del governo tedesco alla fine del 2013.
Non esiste effettivamente un'unificazione di terminologia a livello europeo, ma tutti sono concordi nel ritenere che Industria 4.0 rappresenta la quarta rivoluzione industriale in ordine temporale. Diverse rivoluzioni industriali si sono succedute nel tempo, tutte veicolate dalle cosiddette tecnologie abilitanti, ovvero tecnologie dirompenti, pervasive in ogni settore, che hanno portato ad una vera innovazione nelle realtà industriali, ma anche ad un significativo sviluppo dell'economia. La prima rivoluzione industriale si è manifestata grazie all'utilizzo della macchina a vapore, che ha portato da una prima e vera produzione di tipo manuale ad una meccanizzazione della produzione stessa. Mentre per quanto riguarda la seconda rivoluzione industriale, grazie all'utilizzo dell'energia elettrica e del petrolio, siamo passati ad una vera e propria produzione di massa, grazie all'introduzione del concetto di catena di montaggio. La terza rivoluzione industriale, invece, chiamata rivoluzione digitale, si è veicolata nelle realtà produttive grazie agli strumenti di information technology di prima generazione. Faccio riferimento ai personal computer, ai microprocessori, fino all'avvento e alla diffusione di Internet negli anni 90. E oggi la quarta rivoluzione industriale, Industria 4.0, che si caratterizza da un uso sempre più estensivo delle tecnologie digitali. E la chiamiamo rivoluzione industriale perché ha rivoluzionato il modo di produrre e di organizzare il lavoro, invocando una stretta sinergia tra manifattura e servizi. Ma perché si è originata questa quarta rivoluzione industriale? La crisi economica, alla fine del primo decennio del XXI secolo, ha portato a ripensare pesantemente al paradigma economico che si stava delineando, ovvero una produzione industriale dislocata in quei paesi che erano caratterizzati da una convenienza economica, soprattutto a livello di costo della manodopera, lasciando invece nel paese di origine i servizi ad elevato valore aggiunto. Però si è visto che questa strategia non è vincente nel lungo periodo, in quanto senza manifattura non abbiamo una reale richiesta di servizi e cala di conseguenza il peso del terziario sull'economia. Inoltre, abbandonare il manifatturiero a favore del terziario porta ad avere anche un abbandono delle realtà produttive, ma anche un abbandono delle competenze e delle conoscenze. Di conseguenza, sulla base di questo, le economie dei paesi più industrializzati si sono via via riportate verso ad avere un manifatturiero in casa, ovvero cercare di riportare le industrie manifatturiere più avanzate e i servizi più avanzati, tutti localizzati nello stesso luogo. Di qui quella che è la connotazione di Industria 4.0, di stretta sinergia tra la manifattura e i servizi. Ma come si declina Industria 4.0? Si declina in quella che viene chiamata la fabbrica intelligente, ovvero la smart factory, che a sua volta si declina nella smart production, la produzione intelligente, i servizi intelligenti, gli smart service, e l'energia intelligente, la smart energy. Ma per implementare correttamente Industria 4.0 e quindi implementare correttamente la fabbrica intelligente sono necessarie diverse tecnologie abilitanti. Andiamo ad elencarle. Vediamo prima di tutto le soluzioni manifatturiere avanzate. Un esempio è la robotica avanzata, in quella che è l'accezione dei robot collaborativi, ovvero robot concepiti per interagire con gli operatori umani nello stesso spazio fisico, in netto contrasto con la maggior parte dei robot industriali, prima della quarta rivoluzione industriale, che invece erano concepiti e realizzati in modo da lavorare autonomamente o guidati in modo limitato e protetti da barriere. Poi abbiamo quelle che si chiamano le Big Data Analytics, ovvero tecniche di analisi e di previsione basate su una grandissima mole di dati, o ancora i sistemi di realtà aumentata, che consentono agli operatori nelle realtà produttive di operare delle scelte in più autonomia e avendo a disposizione una maggior quantità di informazioni in tempo reale. Poi l'additive manufacturing, ovvero la manifattura additiva, la stampa 3D di componenti personalizzati ad elevato valore aggiunto, oppure le tecnologie cloud per la conservazione online dei dati ed ancora i sistemi di sicurezza informatica, i cosiddetti cyber security systems, tali per cui garantiscono la protezione dei dati attraverso confidenzialità, integrità e reperibilità dei dati stessi. L'Industrial Internet of Things, ovvero l'evoluzione dell'Internet of Things al mondo industriale, dove sistemi virtuali interagiscono e cooperano tra loro all'interno della realtà produttiva ed insieme ai sistemi fisici, grazie ad appropriate tecniche di comunicazione e a un'opportuna sensoristica.
l'integrazione di sistema sia a livello orizzontale che a livello verticale, in modo tale da avere un'integrazione non solo all'interno della realtà produttiva, ma anche al di fuori, ad esempio con i fornitori oppure con i clienti. E infine, da ultimo, strumenti di simulazione virtuale che sono capaci di mimare il mondo reale con l'obiettivo ultimo di ottimizzare prodotti e processi. Tra queste tecnologie abilitanti vorrei spendere qualche parola in più riguardo la manifattura additiva, l'additive manufacturing come viene declinato. Questa è una tecnologia che ci consente di produrre componenti mediante un approccio completamente diverso rispetto alle tecnologie tradizionali, ovvero mediante l'addizione successiva di strati di materiale partendo da un modello digitale. L'uso dell'additive manufacturing è molto recente, ma l'approccio di costruire componenti mediante strati additivi effettivamente non lo è, come possiamo vedere da questa immagine che riprende le piramidi egiziane e potete vedere che effettivamente sono state costruite mediante addizione successiva di materiali e possiamo quindi ritenere le piramidi egiziane come il primo oggetto stampato 3D effettivamente. Anche nel contesto dell'additive manufacturing si è parlato spesso di rivoluzione industriale, ma è di taglio completamente opposto rispetto a quelle che l'hanno preceduta. Infatti, la tecnologia dirompente in questo caso non è rivolta alla massificazione della produzione, bensì alla produzione di oggetti personalizzati in ottica di una produzione su piccola scala. Oggi sono disponibili macchine per l'additive manufacturing dedicate ai materiali metallici piuttosto che alle materie plastiche e componenti vengono già prodotti grazie a queste macchine che sono tutt'oggi in uso in ambito aerospaziale e in ambito biomedicale. E proprio nell'ambito biomedicale vorrei fare riferimento ad un'applicazione della settimana scorsa in uno degli ospedali di Brescia tanto impegnati nell'emergenza del Covid-19. C'era necessità di approvvigionare in tempi brevi delle valvole per degli strumenti di rianimazione. Era impossibile farlo tramite i canali abituali, tramite i fornitori abituali e di conseguenza si è pensato di stamparle 3D e in poche ore sono state approvvigionate presso l'ospedale a disposizione dei sanitari. Questo è un piccolo esempio, come anche una tecnologia abilitante di Industria 4.0 può essere d'aiuto in un momento difficile come questo che stiamo vivendo. Ma ritorniamo a quello che è l'impatto economico dell'additive manufacturing. Sono ovviamente costi diversi, legati a fattori di costo diversi rispetto alla produzione tradizionale, una necessità diversa di logistica all'interno e all'esterno dell'azienda. Non è ancora ben chiaro quello che è l'efficienza dei processi produttivi, ma soprattutto c'è la necessità di nuove competenze tecnico-scientifiche che si declinano in nuove figure professionali. E questa necessità di nuove figure professionali per implementare le tecnologie abilitanti di Industria 4.0 è effettivamente un leitmotiv costante. Ma ora cosa sta succedendo? Spesso si sente dire che Industria 4.0 porterebbe ad una completa automazione, ovvero la completa e totale sostituzione degli esseri umani con le macchine all'interno delle realtà produttive. In uno scenario già visto, ad esempio nel filone letterario delle distopie, che hanno immaginato la dittatura delle tecnologie, basti pensare al Grande Fratello, onnisciente ed onnipresente di George Orwell nel 1984, piuttosto che l'ingegneria genetica nel Nuovo Mondo di Aldous Huxley, e farei anche un riferimento a uno dei grandi film di fantascienza, Artificial Intelligence, di Steven Spielberg. In realtà però le previsioni sono completamente opposte, perché dalla prima società di cacciatori itineranti alla società di agricoltori stanziali siamo passati a quella che è la società industriale di produzione di massa e stiamo ora vivendo quella che è la società dell'informazione, la società digitale. Ma in realtà ci stiamo approcciando a quello che è il quinto stadio di sviluppo della società, quella che viene chiamata una super smart society, dove avremo la collaborazione, la cooperazione sempre più fattiva tra gli esseri umani e le macchine, e non solo nella realtà produttiva. Quindi ci stiamo affacciando a quella che tutti classificano come la quinta rivoluzione industriale. La potremmo chiamare Industria 5.0, ma si preferisce chiamarla Società 5.0. Questo per porre l'accento sulla centralità della persona. Il passaggio da Industria 4.0 a Società 5.0 sarà caratterizzato da una forte attenzione a quelli che sono i temi della tecnologia, questo nell'ottica del benessere sociale piuttosto che della mera produttività. È auspicabile quindi che tecnologie come l'intelligenza artificiale portino a migliorare il lavoro degli esseri umani piuttosto che a sostituire il lavoro degli esseri umani con le macchine. Inoltre si sta assistendo e si assisterà sempre di più a quella che viene chiamata l'ibridizzazione delle professioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che accanto a competenze tecniche tradizionali si dovranno anche avere delle competenze diverse, soprattutto competenze informatiche e digitali.
Vi faccio un esempio, perché questo è pervasivo in tanti settori anche non ovvi. Il chirurgo ibrido. Il chirurgo che opera a distanza un robot che opera sul paziente, consultando in tempo reale tramite strumenti di realtà aumentata come gli occhiali smart, la cartella clinica del paziente stesso e dialoga in remoto con i propri colleghi. E questo discorso del dialogo in remoto oggi è veramente tanto attuale. Ma allora cosa si sta sviluppando come nuova era industriale? Stiamo andando sempre di più verso un uso estensivo di quelle che sono le tecnologie 4.0, in particolare l'information technology, i robot collaborativi, la robotica avanzata, quella che è l'intelligenza artificiale, in modo tale che stanno portando a maturazione sempre più spinta quelli che sono chiamati sistemi cyberfisici. I sistemi cyberfisici non sono altro che sistemi virtuali che operano e interagiscono tra loro, ma contemporaneamente insieme a quello che è il sistema fisico nel quale sono presenti. Esempi di sistemi cyberfisici sono le reti intelligenti di distribuzione dell'energia elettrica, i veicoli a guida autonoma, la possibilità di pilotare in modo autonomo gli aeromobili, ma ancora le nuove generazioni di robot collaborativi piuttosto che i sistemi di controllo industriale. In ultima analisi, Società 5.0 dovrà portare al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'ONU. Questo grazie all'armonizzazione di 3 elementi fondamentali, ovvero la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente. Vorrei terminare il mio discorso facendo qualche considerazione relativamente al ruolo che le donne possono avere in questi nuovi scenari industriali, ma anche sociali. Dati del 2017 riportano che la percentuale di donne laureate in materie tecniche, ingegneristiche ed impiegate nel manifatturiero in Italia è solo del 22%, percentuale che scende ulteriormente se si fanno riferimento alle posizioni apicali. Di contro, questa percentuale sale al 34% quando si fa riferimento ad aziende di servizi knowledge intensive, il che fa presagire che a fronte dell'ibridizzazione delle professioni e della necessità di nuove figure professionali richieste da Industria 4.0, un numero sempre maggiore di donne potrà avere accesso a professioni in settori prima praticamente preclusi. Questa possibilità però passa attraverso la necessità che più donne si laureino nelle cosiddette materie STEM. STEM sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. Effettivamente, se andiamo a vedere a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, le donne con professionalità STEM sono ancora fortemente sottorappresentate. Se a titolo di esempio vi riporto uno studio dell'Ufficio Statistico del MIUR del 2019, dove si può vedere che la percentuale di donne immatricolate in corsi di laurea in ingegneria è circa del 25% negli ultimi 10 anni, ma purtroppo questa percentuale scende al 23 e al 22% quando si fa riferimento a corsi di laurea in ingegneria industriale e in ingegneria dell'informazione. Le professionalità in questo ambito sono proprio quelle che Industria 4.0 vuole, che diventeranno sempre più strategiche. Di qui la necessità di rafforzare l'idea che anche le giovani donne possono intraprendere questi percorsi formativi e professionali, cercando di abbattere il più possibile quegli stereotipi culturali che ancora oggi vogliono che le discipline tecniche, ma soprattutto quelle ingegneristiche, siano cose da uomini e non da donne. Si può fare, si deve fare molto in questo contesto per cercare di rafforzare l'idea che anche una donna possa intraprendere una carriera scientifica, sia essa in campo accademico piuttosto che industriale. E non dimentichiamoci che questa università ha visto la prima donna laureata al mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che ha conseguito qui la laurea in filosofia nel lontano 1678. E festeggiamo quest'anno anche i 100 anni dalla laurea della prima donna in ingegneria a Padova, Elvira Poli, che ha conseguito qui la laurea in ingegneria civile nel 1920. Grazie a tutte e a tutti. Buon anno accademico. In collegamento da Londra, l'architetto David Chipperfield. The inauguration ceremony of the 798th academic year of the University of Padua takes place under extraordinary circumstances. The coronavirus emergency has changed and will continue to change all of our lives. However, in the spirit of resilience, we must go on. These are the challenges that define us. I'm deeply honored to have been invited to contribute to this ceremony for one of the oldest universities in the world, one of medieval origin and founded in 1222, which will celebrate its 800th anniversary in 2022. There is great comfort and reassurance in that continuity, and it makes me very proud to be with you and your 60,000 students.
It is at times like these that we truly understand the importance of our accumulated and shared knowledge. The project for the campus of Social and Economic Sciences of the University of Padua in the area of the former Piave Barracks marks an important point for the future of the institution. After a year of constructive dialogue with the administration, today the project attained its first approval in the post-competition phase. Our project seeks to foster new ambitions and expectations that should connect with everyone, both university and its various departments, as well as the city of Padua and its citizens. It involves the renovation of historic fabric within the city and seeks to recapture its intrinsic characteristics as a place that has continuously housed communities of permanent and temporary citizens alike. Students are an enormous social resource for the city of Padua, and they in turn are nurtured by it. The design intentionally seeks to maintain a certain looseness, concentrating a series of functions into a single social place through a form that is inclusive, highly flexible, and accessible to everyone. It consists of two components: the hardware, both new and old fabric, as well as the surrounding park and the software of people and interactions. While we endure this time of social isolation, motivated by reasons of health and safety, perhaps we more acutely understand the values of the physical, of intonation with each other, and the environment that surrounds us. Today, more than ever, there is a need to reflect on the meaning of such a project. How might we all be changed? How can we safeguard and celebrate those fundamental qualities that make us human and that form a community? Our respect and appreciation for each other and the urgency of working together has rarely felt more palpable. At this moment in time, the project for the campus of Social and Economic Sciences takes on an even greater significance in rebuilding those values so crucial to everyday life, as well as university life, the pursuit of discussion and discovery. We hope this project will be a reminder, a symbol even, for this renewed understanding. Thank you very much. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Oggi è un giorno particolare per l'Università di Padova, ma è un giorno particolare per tutta l'Università italiana. È la prima volta che un'inaugurazione dell'anno accademico si svolge in una modalità a distanza. È una grande un'innovazione che è legata a un momento particolare della nostra storia, della storia del nostro paese, della storia del mondo. Questa tremenda epidemia di coronavirus sta cambiando radicalmente quelle che sono le nostre abitudini e ci costringe a non incontrarci, a non vederci nello stesso luogo, ma a vederci attraverso la rete, attraverso gli strumenti del digitale. Un modo diverso per fare comunità, ma la comunità resta sempre attiva e sempre forte. In questo momento storico così importante io ho grande piacere a portare il mio saluto a tutta la comunità accademica dell'Università di Padova, al rettore Rizzuto che sta guidando questo ateneo con grande capacità, ai colleghi e alle colleghe, agli studenti e alle studentesse, al personale tecnico amministrativo tutto. È un momento particolare, dicevo prima, perché malgrado le difficoltà, malgrado la difficoltà di incontrarsi, di essere presenti, di stare insieme, le università italiane e l'Università di Padova in primis sono state capaci di non interrompere la loro attività didattica. Oggi più di 1 milione di studenti sta seguendo in Italia le lezioni via web, lo sta facendo grazie all'impegno straordinario dei docenti e del personale tecnico e si stanno facendo esami, già abbiamo più di 1000 laureati, si sta dando continuità a un processo formativo che rappresenta l'asse portante del nostro paese. Mai le università si sono chiuse, neanche durante la Seconda Guerra Mondiale.
e anche durante la crisi del coronavirus le università italiane sono aperte continuando a fare formazione, continuando a creare comunità, una comunità un po' particolare che non ci vede vicini ma dal punto di vista fisico, ma ci vede vicini negli ideali, nell'obiettivo, nella voglia di ricostruire il nostro paese dopo questa grande difficoltà. Sicuramente il mondo dopo l'epidemia non sarà uguale. Ma di una cosa siamo sicuri: per poter andare avanti abbiamo sempre più bisogno di competenze, abbiamo sempre più bisogno di sapere, abbiamo sempre più bisogno di giovani, e questi fattori sono la vera anima delle nostre università. Un pensiero particolare va ai nostri colleghi dell'area biomedica, che sono impegnati in prima linea nell'attività di assistenza, nell'attività di ricerca, e che stanno dando un grande contributo alla risposta del nostro Paese per garantire sicurezza sanitaria ai cittadini, assistenza alle persone malate e per mettere in campo quella che è la loro missione. A loro va sicuramente il nostro grande plauso, la nostra vicinanza, il nostro orgoglio per averli nelle nostre comunità accademiche. Un saluto particolare va agli studenti che in questo momento particolare stanno seguendo le lezioni da casa. Il loro impegno civile in questi giorni di chiusura è proprio costituito dallo studiare, dall'impegnarsi, dal dare il loro contributo al Paese, mettendo in campo il loro sapere, la loro conoscenza, la voglia di crescere, di raggiungere i loro obiettivi formativi. È un momento molto particolare, che però ci ha trovato uniti, che ci rende tutti orgogliosi di far parte della comunità universitaria italiana, e da questo momento difficile deve ritornare il grande orgoglio, il grande senso di appartenenza. Investire in ricerca, investire in formazione è l'unico antidoto per poter affrontare le difficoltà di un mondo complesso come quello che stiamo vivendo, e io mi auguro che con l'impegno comune e con il sostegno del governo noi riusciamo a rimettere al centro del nostro futuro la competenza. Con la competenza c'è società, con la competenza c'è umanità. Solo così tutti insieme ripartiremo. Un saluto affettuoso a tutti, il mio più grande ringraziamento per l'impegno che ognuno sta mettendo in campo in queste settimane, e un augurio che la prossima inaugurazione dell'anno accademico a Padova sia un'inaugurazione in presenza, raccontando quello che è successo e immaginando quello che sarà. Auguri di buon anno accademico a tutti.